Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli. E allora buongiorno, benvenuti, siamo sempre noi, quelli di Made in Polesine, tutte le settimane siamo qua ad alietarvi in questa oretta che trascorriamo insieme. Buongiorno quindi da parte mia Davide Stefanelli. E Leandro Maggi, buongiorno. Buongiorno Leandro, i lavori come procedono? Ma procedono bene, dai, procedono bene. Stiamo cambiando le telecamere, forse oggi non siamo forse siamo a puntino. Sì, perché ci scusiamo se la qualità forse non è migliore, ma stiamo cambiando. Ma i soggetti poi non è che richiedono chissà cosa. È vero. Assolutamente, però dai. Basterebbe una mat colore. Visto che sei in fase di ristrutturazione. Sì, quasi finiti i lavori. Quasi finiti, ecco. Magari la gente quasi finiti i soldi più che altro. Alla gente non ne può fregare di meno. Sì. Però, insomma, però quasi finiti i soldi. Anche i soldi, finiti i lavori, finiti i soldi. No. Va bene, dai. Andiamo subito con i titoli di questa settimana. Il primo, Teatro che passione. Poi ancora il secondo titolo, Teatro che passione, la vendetta. Un po' come Rambo. Sì, episodio numero 2. Poi c'è Porcellaia contro Galline. E questo è un titolo, una bella gara. Una bella gara. Foglie Vive cerca aiuto. Ultimo ma non ultimo, Porto Tolle raccontato dai suoi sindaci. Ecco. Questi i titoli di oggi di Made in Polesine e adesso ci sentiamo un attimo, breve pausa e torniamo. Siamo pronti per partire con quello che è il nostro primo argomento di oggi all'interno di Made in Polesine di questa settimana. Parliamo di teatro che passione. Allora, marzo-aprile un sacco di rassegne teatrali. Ad Adria è importante, a Polesella ho visto in altre parti del nostro Polesine, ma io ho seguito la conferenza stampa della rassegna teatrale che presentano a Porto Tolle, che si chiama Mercoledì a Teatro. Perché ne parliamo? Perché innanzitutto è vicino a noi. Tra l'altro sappiamo che si sta organizzando anche Portoviro, quindi la prossima volta parleremo anche di Portoviro, cosa farà. Sì. Il Mercoledì a Teatro presenta 4 bei personaggi, 4 belle serate: Deborah Villa, Sergio Ricci alias Torra Corallo, Max Sangioni e Isbrega Mandati. Allora, tra le cose che vogliamo ricordare che questa è una rassegna, come ha detto giustamente in conferenza stampa il vice sindaco Silvana Mantovani, che oltre a avere 2 testi di serie, che è appunto Deborah Villa e Max Sangioni, hanno privilegiato artisti del luogo. Quindi questa è una cosa molto importante. Un ritorno importante secondo me di Tony Corallo alias il nostro amico Sergio Ricci, che un po' dimenticato ma è un grande, molto bravo. Grande, sempre ci dispiace molto gradito. Ci dispiace che la televisione abbia perso un po' il treno della TV, visto quello che stanno proponendo in televisione. Lui farebbe sicuramente bella figura. Ci starebbe sicuramente bene. Alla grande. E poi c'è la compagnia Sbrega Mandati, e che dopo ne parliamo nel secondo step, perché tra le tante compagnie che ci sono nel Polesine è una che si distingue molto bene, e quindi ci fa piacere ricordate. Aspetta che guardo le date: marzo-aprile, quindi ci sono dal 15 marzo con Deborah Villa, 29 marzo Tony Corallo, appunto Sergio Ricci, Max Sangioni, che sarebbe la giornata clou, che è quel comico che sta andando alla grandissima in questo momento, e gli Sbrega Mandati, che chiudono la rassegna il 19 aprile. Un'altra cosa importante secondo me da sottolineare è che costa poco entrare, quindi 10 euro per le 3 serate. È abbordabile sicuramente. Max Sangioni un po' meno, 20 euro, però in giro costa 38-40 euro, quindi sono riusciti a fare una cosa. Si può fare, dai. Vabbè. Ecco, perfetto. Ricordiamo alla fine che è organizzato da Arteven. Arteven è quel network che riesce a portare spettacoli anche nei nostri paesi di una certa importanza, perché è un network che è voluto dalla regione, eccetera. Quindi viva il teatro, viva le commedie, e bravi tutti quelli che riescono a organizzare. Molto bene. Abbiamo così esaurito il nostro primo argomento di oggi. Tra pochissimo torniamo. Siamo pronti per ripartire con la nostra puntatona di oggi di Made in Polesine, e adesso ritorniamo sul primo argomento. Abbiamo un po' allungato il nostro titolo, Teatro che passione, la vendetta. Nel senso, un secondo step per dedicare al teatro e alle compagnie che ci sono dilettantistiche e dialettali del nostro territorio un applauso
Allora, abbiamo parlato proprio prima della rassegna di Portotolle, ci sono gli Sbregamandati, una compagnia che ha più di 30 anni, che è di Polesine e Camerini. Sai cosa, perché si chiama Sbregamandati? No, Cioè, non lo so il motivo sai preciso. l'etimologia cosa? Cioè, quando dice a uno Sbregamandati è uno che insomma che non, Che c'è ha, paura di niente. non ha regole, Esatto. fa un po' quello che vuole. Allora, siccome non lo sapevo anch'io, Luciano Balasso, che è uno degli organizzatori degli Sbregamandati, ci ha spiegato che una volta arrivavano con gli editti, proprio con i mandati, e dicevano lei, il sindaco, il prefetto, quello che è. Come nei vecchi film. Esatto, dicono, e invece quelli un pochino più cattivi andavano lì e lo strappavano, lo sbregavano. Da qui Quindi il nome Sbregamandati. Sbregamandati. Quindi anche questa qua è una chicca che non sapevo e abbiamo messo in repertorio. E poi la compagnia Stabile Tagliolesi è un'altra compagnia che ha più di 30 anni, e c'è il Tambarello che fa delle commedie di un certo livello, importanti, e quindi anche loro 40 anni di onorata professione. Bravi. Teatro, cosa vuol dire fare teatro? Vuol dire mettersi un po' in gioco, divertirsi anche, fare gruppo, perché poi il bello di questi gruppi qua, come con i cori, come con le associazioni sportive eccetera, è vero fare una cosa fondamentalmente interessante, hobbistica, poi andare a mangiare insieme. Poi alla fine c'è Alla sempre fine c'è questa la lieta conclusione, se vogliamo. Avete mai visto uno che fa teatro amatoriale magro? No. No. Questo è vero. Magari non ci si fa caso a sta Ma cosa, però dopo io vedi uno che- magro è proprio raro, qualcuno c'è sì. magari, ma perché Sì, c'è un ma- metabolismo, Sì. ma di solito perché poi dopo uno porta il salame, l'altro porta questo, dopo si va a mangiare fuori, e poi dopo quando si fanno le tournée si mangia eccetera, e questo fa male al colesterolo. fa male, sì. Però è un grandissimo divertimento, quindi bravissimi. Li ricordiamo tra le altre, le Sbregamandati, Compagnia Stabile Tagliolesi, Tamburello di Bellombra, cosa ci possono essere? Altro gruppo di Adria, qua a Portoviro, quelli di Botri, come si chiama? I I Bontemponi, Bontemponi, da che qua anche fa loro parte fanno. il nostro Roberto Marangoni. sì. Bravo, quindi bravi. Chapeau a tutti voi. Bene, allora Mangiate poco. soprattutto e bevete poco, mi raccomando, perché Specialmente dopo- poi se dovete perché guidare. dopo ecco. Come siamo saggi. Sì. Poi siamo noi i primi trasgressori. sì. Dai, ci sentiamo tra poco per continuare Made in Polesine. Siamo ritornati e siamo rientrati per questa puntata di Made in Polesine, naturalmente ogni sabato tra le 11 e mezzogiorno, poi la replica la domenica mattina tra le 10 e le 11. Adesso un altro titolo, Porcillaia contro Galline. Cos'è? Allora Un incontro? Sapete che posto un po' di cose anche nei miei social, sulla mia pagina leandromaggi.com ho messo una porcillaia che hanno fatto i cinesi a 5 piani con 600.000 maiali. Tutti hanno detto guarda qua come che maltrattamento degli animali eccetera. Effettivamente vedi sto palazzone gigantesco dove ci sono 5 piani, dopo uno dedicato al macello, l'altro sta e tutti indignati e tutto. Mi viene in mente che qua da noi abbiamo quasi 3 milioni di polli. Cioè, e nessuno si scandalizza. Abbiamo per esempio, ne abbiamo già parlato poco tempo fa proprio per il discorso dell'inquinamento odorifero, però vicino a Taglio di Po c'è un allevamento di galline che fanno solo uova, che ce ne sono 1.400.000 E non sono pochi. non sono poche. Poi in tutta l'isola di Ariano ce ne sono altri 2 milioni che tra l'altro sono a terra, quindi fanno anche puzza, Sì. c'è il discorso delle deiezioni, dell'IMU eccetera, Esatto, quindi che sì, inquina sì, che questo. questa- E quindi noi ci indigniamo sempre quando fanno le cose gli altri, e qua da noi ci indigniamo un po' meno. Io per esempio nelle TV nazionali ho visto solamente una volta un articolo su proprio il nostro territorio con le galline, con gli allevamenti intensivi, Sì. che era su Report. Questo poi dopo non se n'è più parlato. No, è vero che ben vengano insediamenti produttivi eccetera, però questi insediamenti così intensivi di galline, al di là che non sappiamo quanto bene stanno le galline e quanto poi stando male loro noi mangiamo roba con delle tossine che il corpo di un animale dà quando è in sofferenza, ma soprattutto perché proprio da noi c'è tutti questi allevamenti, e per fortuna sono galline, perché se arrivassero anche quelli dei maiali Ci siamo. vabbè, quindi indigniamoci giustamente se in Cina fanno
al di là che se noi ci indigniamo ai cinesi non gliene può interessare di meno. Sì, Però assolutamente. se ci indigniamo anche per le galline, anche No, questo mi assolutamente. sembra che anche qua non gliene può interessare di meno. Proprio di meno. E poi questi maialini, ho visto anch'io un documentario, qualcosa che ha fatto vedere per televisione, insomma, nascono proprio all'interno di questo grattacielo, chiamiamolo così. E poi crescono e vengono poi macellati proprio all'interno. Fanno una bella vita. E quindi questi maiali non sono mai usciti all'aperto, non hanno mai toccato terra, pensa un po'. Cioè, Io penso che anche una vita da maiale. da maiale proprio. Penso che anche le nostre galline, 1.400.000 galline, Sì, non siano trattate, poca aria vedono. Sì, Vabbè. sono sempre all'interno. Vabbè. E quindi non indigniamoci solo per gli altri, ma anche per quello che succede a casa nostra. Dai, ci sentiamo tra pochissimo. Ma chi siamo noi? Ma chi siamo? Allora siamo pronti per continuare? Andiamo avanti? Sì, siamo nel bel mezzo del nostro appuntamento di oggi. Parliamo a questo punto di Foglie Vive cerca aiuto. In che senso? Allora, Cerca Foglie aiuto. Vive, spieghiamo chi sono, ne abbiamo parlato tante volte qua da noi, è un'associazione che praticamente facendo lavorare la terra, prima di tutto con l'insegnamento dei volontari, ma dopo chi ci lavora la terra viene pagato con la vendita della verdura che loro producono, è una delle associazioni più interessanti sicuramente nel territorio del Polesine. Hanno una sede a Taglio di Po e anche una ad Adria, tra l'altro Adria dietro all'alberghiero Cipriani. Perché ne parliamo? Perché il presidente Daniele Passarella, nostro grande amico, che naturalmente salutiamo, ci ha detto: guarda, purtroppo abbiamo bisogno sempre di più di persone che, non quelli che vengono a lavorare, ma quelli che vengono a insegnare come si fa a lavorare, perché poi dopo capita a me che devo andare in campagna, non so neanche come si prende in mano un badile, Esatto, una sì. zappa, quindi Un po' di istruzione ci un po' vuole, di istruzione. anche qui. E quindi ci ha fatto questo appello, ci ha chiesto se ne parliamo anche noi nella nostra trasmissione, e noi ne parliamo molto volentieri. Certo. Ricordiamo che è un'associazione che ha dato il lavoro a delle persone, dà un aiuto anche economico, questo senza chiedere niente alla comunità, perché organizzano spettacoli. Tra l'altro Foglie Vive è uno degli organizzatori di 2 serate in Sala Europa, che ne parleremo, ma soprattutto del carnevale del 25 marzo, che si farà a 26 marzo, scusate, farà a Taglio di Po. a Taglio di Po, dove c'è un presentatore importante. Chi è? Provo. Sono io. Lelu, eccolo là, Lelu, Vabbè. il nostro Leandro Maggi. Però siccome è una cosa di gran divertimento che porta in piazza di Taglio di Po 3-4 mila persone ogni anno, e quindi speriamo anche quest'anno di recuperare tanta gente e che voi ci veniate a vedere. Avete Brave Foglie Vive, ripetiamo, hanno bisogno di persone di buona volontà che vengano a mettersi in gioco, vengano a insegnare alle persone che poi lavorano e prendono qualcosa come si fa perlomeno a piantare un ortaggio, che io per esempio non so fare. E quindi se siete bravi e disposti a fare questo, mettetevi in contatto con Foglie Vive, se no scrivete anche alla nostra redazione. Noi Siete ben vi accettati, rispondiamo. dai. Sono ben contenti di mettervi nel loro gruppo. Bene, dai. Esaurito anche questo argomento, tra pochissimo per l'ultimo argomento di oggi. Abbiamo l'ultimo, tra poco. Eccolo qua, il nostro ultimo argomento di oggi. Siamo quasi in conclusione del nostro appuntamento. Parliamo di Porto Tolle raccontato dai suoi sindaci. Allora, c'è un'iniziativa che mi ha visto anche un pochino compartecipe, che è la presentazione di un libro 1972-2023, Porto Tolle raccontato dai suoi sindaci. E secondo me è un'idea nata dalla geniale mente di Luigino Zanetti, che ha visto anche personalmente una collaborazione, Leandro Maggi, la Gwendalina Ferro, che è un'altra nostra collaboratrice della nostra radio, la Barbara Braghin, eclettica ed esplosiva giornalista, e naturalmente Luigino Zanetti, che è un decano di noi giornalisti, un bravo, scrive in questo momento, dopo aver scritto per tante testate, per la Nuova Scintilla della diocesi di Chioggia, Certo. ed ha avuto quest'idea appunto dove i sindaci che si sono succeduti in 50 anni, quindi Bruschi, Pezzolato, Stoppa, Precisvalle, Zanetti, Broggio, Finotti, Bellana, Pizzoli, dicono la loro esperienza. Pizzoli tra l'altro è adesso al finale della sua Fine mandato, sì. del suo mandato, non si sa se sarà rieletto, se si ripresenterà e altro, però anche lui ha lasciato il segno, una cosa importante. Quindi si parte da un Bruschi che è stato quello che ha visto la nascita della centrale di Polesine Camerini,
con altri che hanno visto anche la chiusura della centrale, però la nascita del movimento delle vongole e quindi dei consorzi della pesca eccetera, fino appunto a Pizzoli, che ha visto a sua volta la riconversione, o perlomeno l'inizio della riconversione della centrale. Diciamo che la centrale è un pochino storico-centrica di questo certo. libro, perché è quella che ha determinato moltissime cose per quanto riguarda il paese, la città di Porto Tolle. Quindi sabato 25 febbraio, sala consigliare del comune di Porto Tolle, la cittadinanza è invitata a essere presente, io farò anche un servizio e poi dirò anch'io la mia. Certamente, mi sembra perché giusto. Io ho collaborato molto con gli ultimi 3 sindaci, fondamentalmente Finotti, Bellan e Pizzoli, e devo dire che con tutti e 3 mi sono trovato benissimo. Io a parte questo ultimo periodo, però fondamentalmente non parlavo di politica, parlavo più che altro di costume, però ho sempre notato, e l'ho scritto anche in quella prefazione che ho messo nel libro, che tutti i sindaci di Porto Tolle che io ho conosciuto, ma poi sentendo anche quelli che hanno preceduto, avevano sempre un orgoglio, delle volte anche eccessivo, nel senso che poi dopo fagocitavano altre iniziative in altri comuni per le loro città. Bravi. Mi sembra anche giusto, insomma, avere la priorità per la propria ma non è così per la propria automatico. città. Vabbè, insomma, Non è così a volte tu dici che può anche succedere il contrario. Il contrario no, però che magari c'è qualche diciamo orientamento magari più su un paese, su una città vicina che in un altro. Non agevolare la città vicina, però delle volte non fare le cose come agevolarla. Quindi se non creano un minimo di competizione con gli altri paesi non si cresce. Comunque vai, questa è un'altra storia. Dai, allora abbiamo così esaurito i nostri argomenti. Tra poco per i saluti finali. Siamo veramente in conclusione, abbiamo esaurito i nostri argomenti di oggi, anche questa settimana molto interessanti, molto piccanti se vogliamo. Abbiamo così raccontato quello che è il nostro delta, la nostra benedetta terra, ecco, se vogliamo. Dai. Annunciamo che probabilmente fra poco Made in Polesine farà un salto qualitativo, diventerà Made in Italy, però... Vabbè, stiamo un po' valutando, nel senso che ci vogliamo un po' allargare alcune cose, anche per una collaborazione che stiamo avendo con altre emittenti, anche con una televisione, e probabilmente allargheremo i nostri confini parlando anche un pochino in generale anche di costume quindi non nazionale. Sarà più intitolata questa trasmissione Made in Polesine, ma probabilmente siamo ancora in fase embrionale, se vogliamo, sarà Made in Italy. Va bene. O una cosa molto simile. Sì, perché noi poi ci concentriamo nei titoli, poi abbiamo una fantasia. Sì, da Made in Polesine a Made in Italy. Poi al prossimo, fra 3-4 anni faremo Made in Universo, eccetera. Sì. Made in Europe, Made in USA. Vabbè, dai. A posto. Allora, con questo vi salutiamo, vi ringraziamo del vostro gentile ascolto. Ci risentiamo la prossima settimana qui su Radio Diva, ma anche su Made in Polesine Web TV. Da parte mia, Davide Stefanelli e Leandro Maggi, l'augurio di un buon fine settimana. Il nostro countdown 3, 2, 1. Chapeau, ciao a tutti. Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli.